Questa trasmissione è offerta da Hermetic Serramenti. Benvenuto al punto, qui a Telefreudi e benvenuto al primo cittadino di Povoletto, Giuliano Castagnetto. Benvenuto sindaco. Buongiorno. Allora, un po' di tempo che non ci vediamo, però ho letto tante inaugurazioni, mi pare un po', no? E gli armeni, insomma, mi pare che pulsa la vita a Povoletto. Cominciamo, diciamo, abbiamo fatto una serie di cose, siamo arrivati alla conclusione, alcune tra l'altro le abbiamo in questo momento in, tra virgolette, lavorazione, perché quando si parla di opere pubbliche i tempi sono sempre un po' lunghi. Beh, quello degli armeni è stata una scelta importante, tra l'altro metteremo anche una croce armena adesso che stiamo attendendo presso sostanzialmente l'ingresso del parco giochi del comune. Poi siamo arrivati insomma ad avere alcune opere pubbliche finalmente a posto. Savorgnano, diciamo, l'edificio che dà fruibilità all'area sportiva, all'area ludica presso il ponte del Torre. Tra l'altro adesso è arrivato con la concertazione un contributo dall'amministrazione regionale che ci permetterà di completare quest'opera. Io spero a settembre di inaugurare invece nel parco di Salt un percorso con attrezzi ginnici, attrezzi di fitness all'aperto, quindi anche quello saranno i due punti di ingresso venendo da Udine e dalla città. Insomma, continuano le opere previste. Esatto, no? In un comune che vuole essere un comune dove si vive bene. Noi vogliamo giocare questa carta, che poi sarà anche una carta che si legherà a quello che è lo sviluppo della rete delle piste ciclabili, tant'è vero che noi stiamo concludendo adesso il Biciplan. Ma mi pare abbastanza bene, no? Sì. Ecco, il bilancio come l'avete affrontato? Quella è un po' una nota dolente, nel senso abbiamo dovuto intervenire sulla fiscalità perché la spesa corrente, noi come diciamo siamo un comune dove non abbiamo tante attività commerciali ad esempio, quindi siamo stati pesantemente penalizzati al tempo della riforma Monti sull'IMU, perché l'IMU sui fabbricati industriali sostanzialmente va tutta a Roma, quindi abbiamo un deficit di entrate, non so, rispetto a comuni vicini tipo Reana piuttosto che anche Remanzacco. Ecco, questo il cittadino non lo sa, qualche volta, non lo oppure sa. Pochi lo sanno. Però 300.000 euro in meno di entrata, insomma, a parità fate di comune. I gabellieri per lo Stato. Per cui facciamo i gabellieri per lo Stato, esatto. Ecco, va messo in risalto perché insomma non ci sono più quei soldi, insomma, questo è. Non ci sono, sono diversi anni. Quindi insomma il bilancio l'avete un po' chiuso come poteva, anche perché sì. il bilancio soffre delle questioni energetiche, no? dei costi che sono esorbitanti a questo punto. Cosa fare, insomma, perché tu anche sei un commercialista che capisce un po' la situazione, anche gli umori delle imprese e della gente, no? E la logica dei numeri indubbiamente ti blocca, no? Noi abbiamo una bolletta energetica che è decollata. Fortunatamente stiamo concludendo la sostituzione con i LED di tutta l'illuminazione pubblica del comune. Si tratta sostanzialmente di un project financing, finanza di progetto in buona sostanza, dove un'azienda per un canone fa tutto questo tipo di operazione. È un investimento di oltre 800.000 euro che al comune non costa nulla perché il comune continua sostanzialmente a pagare il canone. Il problema è il delta del maggior costo dell'energia, perché quello nonostante col LED venga ridotto il peso dell'energia, però praticamente parliamo qua di raddoppi, non di aumenti percentuali. Sono cifre fuori. Ci costringeranno, secondo me, in questo inverno anche a affrontare dei ragionamenti, ad esempio della chiusura di qualche sala pubblica
durante la stagione invernale perché non siamo in grado di coprire certamente, insomma, i costi sono questi e sì, figurarsi che la cinghia, la Regione ci ha assegnato adesso 9.000 euro di contributo, che per l'amor di Dio diciamo grazie, ma alla fine non ti copre, copre neanche la spesa di qualche sala secondaria. Ecco, parliamo un momentino della questione della sanità, perché non tanto sanità in generale, che insomma, però mancano medici nei comuni, la gente va in quiescenza, qualcuno ha la volontà di rimanere ancora un po' per non mettere in croce un po' la comunità, perché è affezionata, perché ha responsabilità, però comunque il problema è enorme. È una situazione drammatica, tra l'altro noi siamo riusciti ad avere l'inserimento di un nuovo medico in sostituzione di uno andato in quiescenza, però adesso apprendiamo che nella vicina Godia, dove 400 circa cittadini del comune di Povoletto avevano il medico si trasferisce e quindi ci sarà un altro momento di grossa crisi. Io non riesco a capire come mai per quanto riguarda i medici di base non sia stata fatta una politica in tutti questi anni, cioè semplicemente ci si pone il problema perché adesso, poi tutti vanno perché tanto si sapeva soccorso, no? che questi andavano in quiescenza, che c'è carenza di medici, allora c'è un problema che parte proprio dall'università, dalla limitazione dei posti all'università, perché noi dobbiamo sapere, abbiamo il numero chiuso nelle università, ma poi alla fine il vero problema è che quando si vanno nelle specialistiche i posti erano, almeno fino a un paio d'anni fa, circa la metà di quelli che servivano. Ma cosa ne pensi tu se magari qualche specializzanti potessero venire insomma, affiancate ai medici di base intanto per le prime cose? Perché potrebbe essere una soluzione. Non so se... è necessario, credo che questa strada insomma, un po' viene anche perseguita con le sostituzioni, ma è assolutamente necessario perché il sistema oggi non è stato governato. Noi ci troviamo anni di non gestione della sanità che purtroppo provocano questi disastri. Non è vero che tutto va bene in questa regione, una volta tutto andava bene nella sanità, oggi le cose non vanno assolutamente bene. Tu pensi che magari l'ANCI potrebbe in qualche modo fare un po' la voce grossa su questa cosa qui, oppure... Allora, io sinceramente sull'ANCI sto pensando di anno in anno anche di uscire, perché l'ANCI ormai è diventata un'associazione che eroga servizi e non so fino a che punto bene, sta lì, alla fine sta attenta a non disturbare il manovratore, dovrebbe essere il sindacato dei comuni, ma non in senso conflittuale, ma andando a fare proposte alla regione, confrontandosi senza avere paura di irritare qualcuno. Sì, questo dovrebbe essere il suo ruolo, insomma, no? Che poi tu parlavi della sanità in generale. La sanità ha avuto un grosso colpo con la pandemia, sappiamo benissimo, ma poi c'è sempre questo problema del personale enorme che riverbera anche sui comuni, perché il personale comunque manca dappertutto. C'è questa richiesta di lavoro, però nessuno va nei comuni, nessuno va nella sanità. Ma io anche li capisco perché tra l'altro i dipendenti cercano tutti di andare in regione, no? La regione a mio avviso ha troppi dipendenti, bisogna che abbiamo il coraggio di dire che all'interno della regione ci sono troppi dipendenti, errore numero 1 fatto dalla Serracchiani, tanto per essere bipartisan, che ha portato tutti i dipendenti ex provincia in regione, errore numero 2 fatto da questa amministrazione regionale che non ha assolutamente affrontato il problema e noi ci troviamo nei comuni che le persone migliori poi fanno i concorsi, se ti va bene vanno verso i comuni più grandi, ma tutti cercano di andare in regione perché in regione evidentemente la qualità della vita è migliore che non quella dei comuni, perché nei comuni hai il cittadino che ti arriva ogni giorno a chiedere la soluzione ai problemi, hai l'amministratore che ti sta col fiato sul collo e in regione diciamo le cose sono un po' più serene e non dico altro per non fare brunetta di turno. Ecco, fra poco si andrà al voto, no? Per cui c'è qualcuno che promette anche di nuovo le province da noi, perché noi non abbiamo province, insomma, no più. Tu pensi che questo sia un cavallo di battaglia per qualcuno o no? Perché questo molti chiedono, le province sono necessarie o no? Allora, secondo me è stato un errore aver tolto le province, poteva essere una soluzione affrontare un problema di un nuovo
assetto. Le UTI, ad esempio, che erano state fatte dalla precedente amministrazione, furono un errore da un certo punto di vista per quanto riguarda l'obbligatorietà dei servizi, per quanto riguarda i confini bloccati, però non erano tutto sommato completamente sbagliate come logica. Io speravo che con le comunità la Regione facesse un passo avanti, cioè rendendo non obbligatorio questo processo, ma dando la possibilità alle singole amministrazioni di trovare un loro punto di equilibrio. Di fatto la Regione ha fatto un liberi tutti, mettendoci sostanzialmente 0 euro oppure neanche i soldi del direttore, per cui alla fine c'è il fallimento delle comunità e anche della riforma. Bisogna avere il coraggio, a mio avviso, di affrontare seriamente, in maniera pesante, il problema della fusione dei comuni. Non possono esistere comuni così piccoli come il Friuli. Questo è un tema. Io lo dico con tranquillità, Povoleto ha oltre 5.400 abitanti, è un comune troppo piccolo. Noi dobbiamo arrivare a fare comuni dove si può in pianura vicini quantomeno ai 10.000 abitanti. Dobbiamo avere il coraggio per quanto riguarda le zone della montagna, con numeri diversi, penso ad esempio alle Valli del Natisone. Valli del Natisone io posso immaginarle un comune unico con sede a San Pietro. I comuni delle Valli del Torre non hanno molto senso, perché sì, ottimizzare un po' le risorse. Non ci possono essere comuni da 96 abitanti sotto i 100 abitanti. Sì, da una parte c'è l'identità, il cuore, sì, è vero che noi... dall'altra parte c'è il pragmatismo, sì, tu dici che bisogna andare avanti con i servizi. Insomma. La normativa oggi è complicata, perché indubbiamente prevede il referendum, prevede che i cittadini siano d'accordo. Ci va via anni, insomma. Bisogna che anche gli amministratori però abbiano il coraggio di spiegarlo ai cittadini che non si può, si deve avere una struttura abbastanza grande. Poi studiamo le forme per garantire la rappresentanza ai territori, per garantire comunque i municipi. Senti, il voto che verrà, diciamo così, a settembre, è una cosa, un'anomalia, ma comunque sia, sarà un test per le prossime regionali? Non lo so se sarà un test per le prossime regionali, comunque è una cosa che mi preoccupa moltissimo, perché noi abbiamo un sistema che sostanzialmente è un falso bipolarismo. Questo falso bipolarismo ha retto sul centrodestra e centrosinistra. In questa fase noi avremo una destra che mi trova molto distante anche dal punto di vista, diciamo, ideologico, ideale. Ecco, dai, le ideologie non vanno bene. Dall'altro ci si trova il campo del cosiddetto centrosinistra, che rappresenta un po' di tutto e di più, da posizioni su cui magari posso essere più vicino, che sono le posizioni che magari avevano alcuni esponenti del PD, che erano gli ex Margherita. Io guardo con attenzione personalmente, l'ho rivalutato moltissimo a Renzi. Renzi è quello, è forse l'unico politico di razza che c'è rimasto. E poi c'è Calenda, bravissimo ministro, che se si togliesse un attimino questa voglia di essere sempre prima donna, potrebbe dare delle grandi risposte in termini di competenza a questo Paese. E poi mi auguro che spariscano i 5 Stelle, che sono stati, hanno costato a questo Paese una cosa impossibile. Non si possono fare gli esperimenti e la scuola guida sulla pelle degli italiani. Le hai dette tutte, però insomma, intanto che riflettiamo, dobbiamo venire ai Calici di Stelle a Villa Pitotti, venerdì, Parco, no? Venerdì 5 agosto, Povoleto, Parco di Villa Pitotti. Abbiamo Calici di Stelle con la degustazione. Bene, quindi brinderemo lì e magari parleremo anche di politica. Se possibile sì, dai. Perfetto, grazie allora al sindaco di Povoleto, a Giuliano Castagneto, naturalmente grazie anche a voi, alla prossima. Questa trasmissione è stata offerta da Hermetic Serramenti.